Partiti per il viaggio, quanti chilometri sono? 174 tipo. Considerando che Alessio è super allenato, vado praticamente una volta in bici all'anno, se va bene, ma sì, ma che se già va, si fa tutto. Ecco queste belle ombrette, guarda come sei fotogenico, sembri un professionista. A quanti chilometri siamo? Beh 5, manca 95, mi pare ottimo come roba. E ormai siamo praticamente arrivati. Comunque con tutte le proteine che sto mangiando posso andare avanti. Secondo me la tecnica del ciclista, quello professionista, è mangiare i moschini mentre pedala, perché tipo ne avrò mangiati 300. Allora sono andato tipo su Yahoo, c'è scritto su Google, è possibile fare 100 km in bici senza allenamento? E mi sono aperte 2 pagine, una era Yahoo Answer e l'altra era tipo Wiki How To, quello tristissimo. Allora praticamente entrambi, cioè avevo 2 versioni completamente diverse, di cui una diceva certo puoi fare assolutamente 100 km in 5 orette, anche se non sei allenato puoi farcela, e sul sito quell'altro ci vorrebbe un po' di allenamento, non convinto. Allora sono andato a cercare un sito professionista, no? Quello dei maniaci, e col sito dei professionisti praticamente dicevano impossibile, cioè la risposta era impossibile. Prima stradina non asfaltata. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout. Let me know when I get closer. Open. Quanto bello è sfruttare le discese. Secondo me là dove ci sono le 2 ciminiere, là è Mantova, teoricamente. E bar visti? Zero. Adesso nel primo bar che andiamo, un bel panino con la cara. Comunque quanto incredibile è che ti puoi muovere in bicicletta e non in macchina. Chilometri 34 e 69. 34, siamo a un terzo, più o meno. Terzo buono dai. Pausa caffè. 52, pazzesco. Comunque l'effetto caffè è veramente bomba. Sì. Ma proprio tipo caffè e pastina, proprio le senti proprio energia. 10 km spaccati da Mantova. Ormai siamo praticamente arrivati. Siamo quasi arrivati a Mantova. Ho fatto pranzo tecnico, insalatina con pollo, e adesso andiamo in direzione Peschiera. Speciale? (91,78). Pazzesco. Comunque girare in bicicletta è proprio divertente, poi sotto il sole a 90.000 gradi.
parte gli scherzi, bello, bello, mi piace. È in bici molto carino, vedi un sacco di cose con una velocità giusta, sicuramente da rifare. Anche se non sono allenato, comunque per adesso 90 km sono andati via piacevoli, molto piacevoli. Com'è? Sono le 5:30, praticamente sono 10 ore che pedaliamo. Arrivati! Yeah. Adesso siamo arrivati. Mitici.